your magical mystery right. And I'm so dizzy, you don't know hit me, but I'll be alright. Ti trovi nella tua vita normale e in un minuto ti stravolge la vita perché ti viene diagnosticato un linfoma e parti con un percorso duro, tosto, impegnativo, che è la chemioterapia. 8 chemio di terapie sono toste da digerire, ma la tenacia, la forza, la famiglia, la mentalità anche dello sport, che è palestra di vita, mi ha permesso di risollevarmi e dare un senso a tutto ciò che ho avuto. Ho ideato la Ride for Ride perché durante le terapie riuscivo a mettermi in bici, correre a piedi e per me era vita. E con i miei amici dopo 5 mesi dall'ultima chemioterapia siamo riusciti ad arrivare ad Assisi e per me è stato un successo incredibile. L'anno non è stato triste, per me, lo dico sempre ai miei amici, è stato un anno meraviglioso perché oltre agli amici che ho sempre avuto da vicino ho conosciuto tantissime persone e per me, lo dico oggi, festeggio il mio secondo anno della mia nuova vita. Fra poco comunque ti appresti alla seconda avventura perché partirete ai primi di luglio per andare a... Andremo a Pioraco, abbiamo scelto un paese, purtroppo ha vissuto il dramma del terremoto e noi abbiamo pensato a loro di arrivare lì in 4 tappe e dedicare a loro la nostra missione. Oltre a raccogliere fondi ci impegneremo per aiutare e risollevare moralmente e anche concretamente questo paese. Avere la possibilità di poter contare su fondi che possano sostenerci in diverse attività, che possono essere attività di laboratorio, che possono essere attività cliniche, che possono essere apparecchiature, che possono essere dei ruoli come il ruolo del biologo, del tecnico di laboratorio, per i quali attualmente sappiamo come la sanità sia in difficoltà e quindi è difficile poter accedere a queste nuove risorse tramite la sanità pubblica e quindi avere la possibilità invece di crescere attraverso il sostegno di queste organizzazioni come l'AIL, che è straordinaria, è veramente fondamentale. Questo è un bel progetto che ho sposato subito con lui appena me ne ha parlato, quindi cerco di sostenere anch'io tutte quelle persone tra virgolette meno fortunate di noi, che però hanno la forza di combattere e di portare comunque a termine un obiettivo. Si cerca di dare un sorriso, soprattutto in serate come questa. Bisogna fare beneficenza perché è più un dovere morale. Credo nella beneficenza, credo nel fare del bene per le persone che ne hanno bisogno e tutti dovremmo fare tutto questo, in senso dovremmo dare un po' di noi, visto che abbiamo la fortuna di stare bene e possiamo contribuire ad aiutare gli altri. È sempre bello quando si dona, no? Con il cuore qualcosa a qualcuno, cioè, qui si racconta la storia di un ragazzo che ha avuto un male che quando te lo dicono ti crolla il mondo addosso e lui è riuscito a guarire, quindi ce l'ha fatta e a quel punto gli è cambiata la vita a tal punto che adesso lui vuole occuparsi anche delle persone che in questo momento stanno ancora lottando e quindi tutte le persone che sono presenti quando si tratta di beneficenza, insomma, bisogna solo togliersi il cappello, quindi è molto bello essere qui, sono molto contento e orgoglioso di essere qui, insomma, di essere stato invitato. Lo sport indubbiamente è stata la mia vita e mi ha permesso di realizzare un sogno. La cosa più bella è che mi ha formato come uomo e sono riuscito a portare avanti e ho ritrovato quei valori che i miei genitori mi hanno trasmesso fin da piccolino, e quando parlo di valori intendo l'integrità completa dell'individuo, della persona, dell'essere umano, e cercare di mettersi a disposizione anche in quelle situazioni, in quei contesti dove la tua figura, la tua immagine in base a quello che hai costruito in maniera etica e professionale può essere di aiuto e uno strumento per sensibilizzare più persone, soprattutto oggigiorno, a quante persone soffrono, a quante persone vivono dei momenti di difficoltà e soprattutto riflettere sul fatto che ogni singola persona ha un incredibile potere
potere positivo nel poter essere di aiuto a chi effettivamente è in difficoltà.